Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati alla rassegna stampa di Radio Piave. In blu Luigi Guglielmi oggi che vi guida tra i titoli principali oggi che è martedì 12 gennaio 2021. Allora, i temi di oggi, titoloni principali sui giornali riguardano, come è ovvio, la questione del coronavirus e i filoni sono due: da un lato i vaccini, che nel Veneto, dove siamo stati bravissimi, dove la regione è stata bravissima a organizzare la distribuzione del vaccino, i vaccini che nel Veneto ormai mancano, cioè li abbiamo finiti e ci sarebbe la possibilità di andare avanti con le vaccinazioni, ma siamo indietro con i rifornimenti. Il problema d'altra parte non è solo italiano, è generalizzato. In Italia d'altra parte ci sono regioni molto veloci, ci sono regioni molto lente nella somministrazione. Mi pare che le due regioni messe peggio, cioè che sono più in ritardo rispetto alle scorte che hanno dentro i frigoriferi, sono la Lombardia e la Calabria. La Lombardia che anche in questa situazione evidentemente sconta una struttura organizzativa, insomma, rispetto all'epidemia veramente molto molto discutibile. Il Veneto invece è al top o quasi al top nella distribuzione del vaccino, nonostante i nostri 5 milioni di abitanti, che non sono uno scherzo. Dall'altra parte l'altro filone è quello di come determinare le prossime zone gialle, arancio, rosse o addirittura bianche. Poi nessuna regione in realtà ha i requisiti per diventare zona bianca, da quello che si capisce, però si prevede comunque, si dà una prospettiva, no, di libertà. Si dice ai cittadini: guardate che se il tasso scende sotto un certo livello, se i parametri scendono sotto un certo livello, si può addirittura tornare bianchi, e questo sarebbe un traguardo, un obiettivo che ogni regione può cercare di raggiungere. Il Veneto, l'abbiamo detto l'altro giorno, avete letto in moltissimi il nostro articolo sul nuovo parametro dei 250 positivi alla settimana su 100.000 abitanti. Belluno e il Veneto sarebbero fuori tantissimo, perché tutti e due, sia Belluno che il Veneto, sono ampiamente sopra i 400 casi alla settimana, quando il limite posto, indicato dall'Istituto Superiore di Sanità, è 250. Bene, il governo fa marcia indietro e dopo aver guardato con interesse questo criterio dice che non lo adotterà più. E perché non vuole adottarlo? Perché si teme che poi a livello locale si facciano meno tamponi, per evitare che i tamponi trovino i positivi, e poi questo determina un livello maggiore di rischio. Siamo veramente messi male, non so, insomma, se alla fine siamo ridotti a dover fare delle scelte del genere che danno per scontato che chi ci amministra truccherebbe le carte per evitare di mostrare una situazione grave. Io penso che siamo di fronte a una cosa che, insomma, si giudica da sé, insomma. Ecco, comunque il titolone del Gazzettino in apertura, che adesso vi leggo, riguarda proprio questo. Sulla parte nazionale lo vedete: zone rosse, marcia indietro. Salta, dice il Gazzettino, l'ipotesi di stretta se una regione supera i 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Ieri sera, d'altra parte, sull'Amico del Popolo, se avete seguito quell'articolo, appunto, che era stato pubblicato già domenica annunciando questo orientamento, avrete visto che abbiamo pubblicato un aggiornamento che riferiva appunto di questo incontro della conferenza Stato-Regioni, dal quale, insomma, anche se la riunione non è finita, continuerà giovedì mattina, sembra appunto che l'orientamento adesso sia quello di abbandonare questa indicazione dell'IS, che invece all'inizio sembrava efficace. Zaia: il governo ha convenuto che non era corretto. Veneto arancione per 2 settimane, quando appunto secondo l'IS il Veneto e la provincia di Belluno dentro il Veneto avrebbero meritato assolutamente il rosso. Il lancio è questo: retromarcia sull'ipotesi di far scattare la zona rossa quando si superano i 250 contagiati ogni 100.000 abitanti. A pesare sul dietrofront la levata di scudi dei governatori, cioè sono i presidenti della regione che hanno detto no, non facciamo questa cosa. Contrari perché lo ritenevano non omogeneo. Il ministro Speranza e anche noi abbiamo concordato sul fatto che l'incidenza dei positivi è un fatto scientifico, ha spiegato il governatore Zaia, ma funziona se tutte le regioni fanno tamponi nella stessa percentuale sulla popolazione. Non si può paragonare chi come noi ne fa 60.000 al giorno e chi ne fa 400, e questo è il solito tema,
insomma, che Zaia invoca anche giustamente, in parte giustamente, perché poi a un certo punto se c'è una regione che ne fa meno, voglio dire dov'è il problema? Se noi Veneto ne facciamo tanti e scopriamo che i positivi sono così tanti, non significa che i positivi non ci sono, significa che noi li abbiamo trovati, però significa anche che esistono, quindi se esistono e se l'IS, l'Istituto Superiore di Sanità, ritiene che con più di 250 positivi alla settimana, nuovi positivi alla settimana, il pericolo è alto, mi sembra veramente incredibile, personalmente ritengo incredibile che si faccia un passo indietro rispetto a questo criterio solo perché ci sono regioni dove questo non viene evidenziato nello stesso modo. Lasciamo stare altri titoli da questa prima pagina del Gazzettino, andiamo avanti. Andiamo a vedere pagina 2, l'Italia va verso la ragione, ma la stretta è più morbida, ecco quello che potevamo in fondo aspettarci in conseguenza del ragionamento che abbiamo appena fatto, insomma l'Italia non vuole una chiusura totale e così cosa dicono gli esperti? Ci dicono che il rischio è quello che l'epidemia ritorni ad avanzare in modo molto severo in questi mesi che ci separano da quando scatterà la copertura del vaccino, perché ci vorranno mesi e rischiamo di dover contare ancora molti morti, molte difficoltà che poi si riverberano sul lavoro, insomma, chissà, speriamo che sia la scelta giusta, ma qualche perplessità dal punto di vista così gestionale gli esperti l'hanno già manifestata. Gli esperti, mi riferisco a tutti quelli che hanno detto che sarebbe stato meglio un nuovo lockdown, una chiusura più severa, insomma, dallo stesso Miozzo, capo del CTS, Crisanti, insomma ce n'è una fila che hanno detto che è bene essere cauti perché le linee sono in peggioramento. Lo stesso presidente della Lombardia, Fontana, ha detto chiaramente ai lombardi: preparatevi perché siamo vicini a un'altra zona rossa. Invece adesso si sceglie la linea morbida, la misura automatica in caso di rischio alto, bar stop all'asporto. Dopo le 18 fino a fine febbraio confini regionali chiusi e divieto di ospitare più persone. Queste sarebbero le norme in preparazione per il nuovo DPCM che sostituirebbe, andrebbe a integrare, ad aggiornare quello del 3 novembre. Resterebbe il criterio delle regioni. Andiamo a vederli questi punti un attimo nel dettaglio. I punti nuovi su cui si lavora sono pochi, sono schematizzati bene dal Gazzettino. Allora, fino a fine febbraio sarà vietato in tutta l'Italia, anche per le regioni gialle, superare i confini regionali, tranne che per rientrare nella propria residenza, domicilio o abitazioni o per comprovate ragioni di necessità, lavoro e urgenza. Permane comunque il coprifuoco dalle 22 alle 5. Secondo punto, con l'estensione delle misure della zona arancione in gran parte delle regioni, il governo farà decadere la norma che prevede tutti i giorni festivi e prefestivi con le regole della zona arancione, ma i centri commerciali continueranno a restare chiusi durante il weekend. Numero 3, terza novità, a casa non più di 2 ospiti non conviventi. Gli esperti dicono che i contagi avvengono soprattutto in casa, in quanto in casa si abbassa la guardia, rinunciando a mascherine e a distanziamento. Per questa ragione il governo intende prorogare il divieto di ospitare più di 2 persone, amici o parenti non conviventi. 4, terapie intensive e tracciabilità tra i nuovi criteri. Nel nuovo decreto verrà stabilito il passaggio in zona arancione, da giallo ad arancione, per tutte le regioni a rischio alto. Questo indice è composto da 21 parametri, tra cui la saturazione dei posti in terapia intensiva in area medica e la possibilità di tracciare i contagi. Sapete che proprio questo criterio è un po' sotto accusa nel Veneto, perché il Veneto, proprio per avere sulla carta un numero di posti in terapia intensiva molto elevato, ma probabilmente non praticabile, cioè i famosi 1000 posti sbandierati da Zaia, quando in realtà si sa che sono 700, almeno questo sembra che si sia capito chiaramente. Ecco, questo parametro, questa disponibilità alta di posti letti tiene il Veneto probabilmente al riparo dallo scivolamento in fascia più severa. Questo da un lato va bene perché le attività commerciali possono un po' continuare, noi possiamo muoverci un po' di più, però se questo ci penalizza a livello di trasmissione dell'epidemia non è una gran scoperta, perché poi vuol dire morti, persone che muoiono oltre agli ammalati. Assembramenti per i bar, l'attività bloccata alle 18 per evitare la movida fuori dal bar, con assembramenti e perfino balli senza mascherine e distanziamento, come è accaduto in diverse città. Il governo ha deciso di introdurre il divieto di vendere
le bevande e cibo dopo le 18, anche se consumati fuori dai locali. L'altro giorno mi è capitato di riprendere un gruppetto di ragazzi fuori dal supermercato di Castion. Saranno stati una decina di ragazzi, tra cui metà senza mascherina, che erano andati dentro a comprarsi le bevande e poi allegramente erano lì che festeggiavano fuori dal supermercato senza la mascherina, metà di loro, e a distanza ravvicinatissima. Capite che si può decidere che chiudono i bar, però insomma, se non c'è un senso civico che scatta, se non c'è la comprensione del senso delle norme, lo facciamo praticamente per niente. Ultima regola nuova del DPCM, in fascia bianca, come vi dicevo prima, si prospetta una fascia bianca, cinema, teatri e palestre aperti. È il ritorno, rappresenta, dove lo si potesse raggiungere, il ritorno alla normalità. Riaprirebbero cinema, teatri, palestre, non ci sarà più il coprifuoco e bar e ristorante non dovranno più chiudere dopo le 12. Purtroppo però i dati epidemiologici, giustamente il Gazzettino, che parlano di un ritorno forte del virus, portano a escludere che la zona bianca possa scattare prima di 2 o 3 mesi. Vedete, quindi anche qui in seconda pagina del Gazzettino fanno riferimento al fatto che i dati epidemiologici parlano di un ritorno forte del virus. E ora, mentre si parla di ritorno forte del virus, vedere il titolo "l'Italia va verso l'arancione ma la stretta è più morbida", beh, insomma, capite che qualche perplessità viene su chi ci governa e sulle scelte che sta facendo, insomma, ok? Allora, più in generale, l'indice di contagio RT oltre quota 1 farebbe scattare la zona arancio, rossa in zona 1,25, sotto 1 si resterebbe in zona gialla, sotto 0,50 si era letto ieri, si andrebbe in zona bianca. Ecco, questo un po' il riassunto, altro non vi leggo perché insomma mi pare che ne abbiamo anche già abbastanza, no? Allora, il confronto sulle fasce, anche qui il solito discorso dei 250, via il rosso automatico. In Veneto le restrizioni per altre 2 settimane, retromarcia del governo sul criterio dei 250 positivi ogni 100.000 abitanti. Noi comunque è chiaro che possiamo continuare ad usare questo criterio indicato dall'Istituto Superiore della Sanità per capire a che punto siamo. Adesso dovrebbe uscire il nuovo rapporto settimanale del Ministero della Salute, che ci dirà come è messo il Veneto. Nell'ultima settimana, appunto, il Veneto era a 454, altro che 250. Noi potremmo continuare a vedere come siamo nelle prossime settimane per capire, al di là di quello che la legge prevede, per capire come veramente siamo messi. Zaia: i confronti devono essere uniformi, declassati su nostra richiesta sono fantasie. In realtà il Corriere della Sera nei giorni scorsi aveva anche visto e discusso e presentato una lettera che ci sarebbe stata da parte della Regione Veneto, che chiedeva allo Stato sostanzialmente di essere messi in zona più restrittiva, anche se i numeri del Veneto, pur se i parametri, i famosi 21 parametri, regalerebbero al Veneto una situazione da fascia gialla. Invece siamo in arancio, e però appunto i numeri sul contagio, sui nuovi contagi, vi ho detto, sono quelli che sono. C'è la polemica tra il professor Andrea Crisanti e la Regione. Lo studio di Crisanti ce lo facciano vedere. Questo riguarda un'intervista uscita sull'Espresso. Vedete la confusione, pazzesco. Il responsabile della prevenzione del Veneto, Francesca Russo, è coinvolta nel dibattito che riguarda le case di riposo. Il ministero dice corretto fare i test rapidi, il PD dice no, è sbagliato. Ecco, se volete un approfondimento su questa cosa incredibile, Russo e Rigoli, che è il medico di Treviso, che comunque detta la linea per quello che riguarda la prevenzione nel Veneto, insieme ovviamente alla responsabile Francesca Russo, dicono, dice il titoletto, la nuova circolare ci dà ragione e il centro-sinistra non è vero. Ecco, questo per dire insomma come ci sia tantissima confusione, nonostante siamo a 1 anno dall'inizio di questa pandemia e non si riesce ancora a vedere delle indicazioni chiare dalla politica, che è evidente annaspa molto sulle misure da prendere, come se non si sapesse
sapesse quali sono gli esiti purtroppo delle scelte sbagliate. Il nodo istruzione PC spenti per protesta, la rivolta dei liceali e la DAD, c'è una sfida tra la Zolina e il PD, anche questa è una pagina che vorremmo non leggere e vi dico una cosa, io credo personalmente, ma mi sono confrontato con altre persone, insomma la cosa la si legge anche sui giornali, non è certo un'idea mia, insomma noi dobbiamo anche stare attenti a non disegnare un quadro troppo drammatico, a dire continuamente che stiamo rovinando la vita ai nostri ragazzi, che i nostri ragazzi stanno perdendo il loro tempo, ma di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? I ragazzi delle superiori che sono in DAD comunque stanno facendo scuola. Vogliamo parlare di chi ha vissuto qualche decennio fa le guerre continue, la miseria, la fame, eppure sono cresciuti degli adulti normali. Non è vero che stiamo creando dei disadattati, non è vero, dobbiamo anzi stare attenti a dare ai nostri ragazzi un messaggio di coraggio e di speranza, perché bisogna uscire da questa cosa. Quando si esce ci sarà possibilità, in gran parte dei casi, nella grandissima parte dei casi, ci sarà possibilità di recuperare e di andare avanti. Questo senza negare che questa non è la situazione ottimale, ma non lo è per nessuno, non lo è per chi lavora, non lo è per nessuno. Lo è. Allora, il titolo basso appunto ci dà questo ritratto che è drammatico: aggressivi e autolesionisti, la chiusura delle scuole ha reso i ragazzi più fragili. Io credo appunto che bisogna stare attenti anche a insistere su notizie di questo tipo, perché potrà essere anche vero, non si nega, insomma, ecco, non lo si nega, però in questo caso stiamo stringendo i denti tutti, bisogna che lo stringano anche i ragazzi, che lo capiscano, e non credo che si faccia il loro bene se continuiamo a dire che usciranno disagiati da questa situazione, che non è vero. Dal sintomo al risultato, casi e test, le nuove regole, andiamo avanti, ma noi saltiamo, e saltiamo soprattutto la parte delle così, insomma, come si può dire, dei tira e molla politici che vediamo verificarsi a Roma, anche all'interno del governo, perché in questa situazione penso ci facciano a tutti noi piuttosto pietà, diciamo. Canta faccetta nera, chiusi i profili social, ecco, qui parliamo di Elena Donazzan, l'assessore regionale. C'è una questione su certe modalità di espressione. La svolta a metà di Papa Francesco: donne sull'altare senza dire messa, potranno dare la comunione ai fedeli, resta preclusa l'ordinazione sacerdotale. Potranno dare la comunione ai fedeli, e cosa accade già adesso? Cioè, a volte certe indicazioni che vengono da questo nostro Papa non fanno che ribadire sempre ribadiscono la linea che è già stata stabilita dalla Chiesa, già percorsa dalla Chiesa, e tutte le nostre parrocchie ci sono tra i ministri dell'Eucaristia delle donne, però quando poi il Papa lo dice sembra che sia una sua novità rivoluzionaria, quando invece si parla di cose che già esistono, non c'è niente di rivoluzionario alla fine, no? C'è una continuità che viene resa evidente. Città senza plastica, il TAR boccia Verona, temi dell'ambiente che sappiamo essere importanti, e lo saranno di più se Biden riesce a insediarsi e a rientrare negli accordi che sono stati stabiliti per la riduzione delle emissioni, cosa che la politica di Trump aveva un po' oscurato, diciamo così, per dirla in parole buone, insomma, ecco. Andiamo a vedere la pagina di Belluno di apertura del Gazzettino di oggi: 2020, 1 milione di turisti in meno. Ecco, questa è una cosa che paghiamo enormemente. Le cifre di Federalberghi chiudono un anno drammatico per la maggiore industria della provincia, e il 2021 parte male, perché in questo gennaio non siamo riusciti ad aprire le piste, e tra l'altro ci stiamo giocando la possibilità di avere degli introiti dai mondiali di Cortina, perché sapete che saranno a porte chiuse. 3 possibili soluzioni per la ripresa vengono prospettate: intervenire subito sui ristori, sull'IMU e sugli aiuti ai dipendenti stagionali. Ecco, a me personalmente questo tema dei dipendenti stagionali sta molto a cuore, perché so di tante persone che vivono di questo, vivono del lavoro stagionale nel turismo, e questo lavoro stagionale nel turismo nel 2020 è venuto praticamente a mancare, e nel 2021 questo pezzo finale di stagione invernale rischia di mancare anche lì, e questo è drammatico, perché molta gente, molte famiglie dipendono da questi lavori, molte famiglie bellunesi.
Il lancio nel 2020 rispetto al 2019 abbiamo perso 1 milione di turisti, senza contare quelli che non sono arrivati nella stagione invernale, ragione che ci porta a pensare che nel 2021 le cose potrebbero andare allo stesso modo. Federalberghi prova a mettere in fila i numeri dell'effetto domino che la pandemia ha avuto sulla prima industria della provincia, il turismo. Bisogna intervenire sul sistema di ristori, sull'IMU e sugli strumenti che permettano ai nostri collaboratori e dipendenti annuali e stagionali di attutire il colpo della mancanza di lavoro. Rischiamo conseguenze drammatiche. L'articolo poi, l'approfondimento è a firma di Zambenedetti, noi non lo leggiamo, direi che questo titolo e il riassunto già ci dicono della drammaticità della situazione ed è importantissimo che la politica intervenga a cercare di sanare, insomma, per quello che si può, il quadro drammatico. Belluno, Perale, assessore ricoverato, guerra ai negazionisti, dall'inizio di gennaio è ricoverato e attaccato all'ossigeno, ma dal suo letto d'ospedale l'assessore Marco Perale non smette di lottare contro negazionisti e no vax, una vera e propria battaglia, è un dovere morale avendo visto il mondo reale. Allora, quando si parla di Marco Perale, noi qui dell'Amico parliamo di un giornalista che è stato tra le nostre, nelle nostre file per tantissimi anni. Marco è da poco andato in pensione ed è uscito dall'Amico del Popolo per questo, cosa sarà 2 anni fa, e quindi abbiamo a cuore particolarmente la sua situazione, lo sentiamo ogni giorno, sappiamo che è in corso un miglioramento. Certo, Marco Perale può essere messo nella lista delle persone che hanno fatto i conti con la forma severa del coronavirus, che lo ha costretto appunto a un ricovero in ospedale che sarà cominciato una decina di giorni fa, credo, e che si prospetta, ci dice Marco, mi dice Marco, ancora lungo, quindi anche però con segni evidenti di miglioramento. Quindi a Marco facciamo un fortissimo in bocca al lupo, lo facciamo anche da qui. Marco, mi raccomando, tieni duro e presto ce la faremo, ci rivedremo, ecco, e però insomma anche la sua vicenda, che lui è così disponibile a raccontare pur avendo difficoltà a parlare, però insomma risponde ai messaggini su WhatsApp, ecco. Marco può raccontare in forma diretta, insomma, che cosa significhi il coronavirus e quanto il coronavirus sia una malattia a sé di fatto, con le sue conseguenze, altro che quanto dicono i negazionisti. Purtroppo abbiamo anche notizie terribili. Muore a 46 anni. Dopo un mese nel reparto Covid, si era ammalato nella RSA di Cusighe. Il virus è sparito, è Piol che firma, ma non la malattia. Un mese di agonia. Cominciato da un tampone positivo, continuato nel reparto di pneumologia al San Martino di Belluno, interrotto da un altro tampone, questa volta negativo, e dalla speranza di uscire da un incubo. Il virus è scomparso, ma sono rimasti i sintomi, quelli gravi, che sono costati la vita a Pierangelo Coldebella. È morto domenica sera in ospedale a soli 46 anni. Coldebella si era ammalato all'interno della RSA di Cusighe, dove viveva ormai da anni. Queste sono le notizie che fanno veramente più impressione, diciamo, anche se dobbiamo essere sempre attenti anche alle altre notizie di sofferenza che riguardano il coronavirus e che ogni giorno arrivano nelle nostre case. I morti sono stati numerosi anche ieri. Certo che poi quando si vede 46 anni la nostra attenzione viene subito richiamata e risvegliata, perché è impressionante immaginare che a questa età, insomma, una persona sia stata portata via da questa malattia. Cortina. Silenzio allo stadio per ricordare Bruno e Maria. Lo stadio olimpico del ghiaccio di Cortina si fermerà stasera per ricordare Bruno Ghedina e Maria Siorpaes, morti di Covid lo scorso weekend. Nomi di persone che si conoscono, nomi dei nostri paesi. La foto centrale riguarda Alleghe. Alleghe perché il paese così come lo conosciamo è nato 250 anni fa, esattamente come ieri è caduta 250 anni fa la frana gigantesca del Monte Piz, che ha sbarrato il Cordevole e ha generato il lago di Alleghe. Il lago di Alleghe, dice la didascalia in un'immagine dell'inizio del secolo scorso, ieri ricorreva il 250° compleanno della nascita del bacino creato da una frana del Monte Spitz o Piz, che sommerge
sommerse 3 paesi e uccise 49 persone. Pensate che disgrazia avvenuta di notte con il freddo, sono cose difficili da immaginare quanto dolore possono aver vissuto quella nostra popolazione 250 anni fa esatti. Vediamo il volto sorridente di Christian Ghedina, l'inseguimento ai lupi. Christian Ghedina: mi hanno minacciato indegni tutti gli attacchi a mio fratello, insulti e minacce anche al Ghedo dopo che il fratello Luca si è reso protagonista del contestatissimo inseguimento di 4 lupi a bordo di un SUV. L'ex discesista definisce indegni tali attacchi, meriterebbero una denuncia per tanta violenza, ma non voglio farlo. Intanto c'è chi rincara e chi sdrammatizza. Il filmato era piuttosto discutibile, diciamo. Dolomiti, protagoniste su Netflix e National Geographic, sono terminate le riprese per 2 cose che vedremo sul grande schermo e sui piccoli schermi e sui telefoni, perché ormai va così. Prossimamente test negativo, ma il Covid lo stronca, aveva 46 anni, è l'articolo di pagina 2 del Gazzettino, e abbiamo anche una fotografia che ritrae la persona purtroppo protagonista di questa vicenda, che si chiama appunto Coldebella, come abbiamo detto prima, Pierangelo Coldebella, originario di Calalzo di Cadore. Ecco, ci sono testimonianze dai vaccinati, ci sentiamo privilegiati ad essere già immunizzati. L'assessore ricoverato, parliamo di Marco Perale. Guerra ai negazionisti. Perale, responsabile della cultura a Belluno, in ospedale da inizio gennaio. Dal suo letto combatte su Facebook contro i Novax. La foto è di Marco Perale, qui nella sua veste di assessore e studioso, e la foto grande invece è generica e riguarda un reparto con pazienti Covid. I medici che siedono in consiglio comunale sono intervenuti uniti, sono 4, e per dichiarare il vaccino è l'unica via, quindi cerchiamo di rispondere alle chiamate al vaccino in modo compatto e responsabile. Scuole e classi costrette in quarantena, una situazione migliore del previsto. Istruzione e pandemia, non abbiamo tempo di andare ad approfondire l'articolo, perché vorrei farvi vedere almeno velocemente, mentre scorro altri titoli, e raccomando agli amici che ci seguono su Radio Piave di dare un'occhiata poi a questa rassegna su Facebook se l'hanno trovata interessante, perché vedranno ciò che abbiamo raccontato a voce. Volevo mostrarvi almeno la prima pagina oggi del Corriere delle Alpi. Veneto, vaccino insufficiente. Ecco l'altro filone di cui dicevo oggi, il titolone è su questo tema: fornitura ridotta, impossibile garantire l'immunità di gregge entro l'anno. Crisanti, non alimentiamo illusioni. Ora, sono settimane, mi darete atto, che qui da queste colonne, da questi microfoni, vi diciamo attenzione, perché il vaccino è difficile che riesca a coprire tutti entro l'anno. Cosa vi dicevamo? Forse entro Natale, ma non è neanche detto che ci si riesca. Noi speriamo ancora che ci si riesca. Quindi i comportamenti responsabili, le mascherine, l'obbligo di provare a tenere fermo questo virus con i modi che sappiamo, che conosciamo, ci obbliga, perché altrimenti rischiamo veramente di combinare un disastro, visto che la copertura del vaccino non arriverà tanto presto. Si sta correndo tantissimo, ma non è facile. Belluno, apripista per le dosi ai più anziani, ci sono i primi immunizzati fuori dalle case di riposo, però arriveranno gli avvisi, bisogna adesso non intasare i centralini. C'è un medico mio amico che ieri vi diceva di essere tempestato dalle telefonate di cittadini che gli chiedono il vaccino, e i medici di base non hanno il vaccino. Bisogna che l'ULSS pian piano adesso metta in moto la macchina della vaccinazione fuori dall'ospedale, e pian piano insomma si sarà chiamati e si farà quello che occorrerà fare. Non chiamate i medici di base per il vaccino, perché in questo momento non possono farvelo. Allora, primi interventi per la ciclovia pedalate sicure in via Doglioni. Feltre, la buona uscita sul palaghiaccio, 100.000 euro alla cooperativa. Padrine, case popolari nell'ex caserme dei carabinieri. C'è l'accordo tra l'Ater e la provincia. Allora, tornando ai titoloni, pagina 2 e poi chiudiamo. Vediamo, si parla ancora appunto della situazione generale del coronavirus. L'ultimo decreto dal fine settimana, 12 regioni arancio, come già vi annunciavamo anche sulla base delle altre testate. Però
Volevo farvi vedere, chiudere con questa cartina perché è di incoraggiamento, perché mostra come stanno andando le vaccinazioni in Italia. E come vedete la nostra regione, il Veneto, nel nord-est, insieme all'Emilia Romagna, è la zona, e alla Valle d'Aosta, è la zona dove si è vaccinato di più. Continuiamo a scorrere allo stivale, vediamo che in testa ci sono Toscana, l'Umbria, l'Abruzzo, la Campania, la Sardegna e altre regioni, andando sui colori più chiari, dove invece si è vaccinato molto meno, con la maglia nera, lo dicevamo all'inizio, per la Lombardia e la Calabria, che sono le regioni in cui si è vaccinato in assoluto di meno. Ecco, noi continuiamo sperando che si vada avanti velocemente, che si possa vaccinare al più presto la popolazione. Ripeto, ci vorranno mesi, quindi pazienza, attenzione, ce la facciamo, ce la faremo, ma bisogna farlo con molta cautela e attenzione. Ciao a tutti, buona giornata, grazie, ciao.